Ma Alessio Morosin, visto che avevate già avuto qualche... Io stimo Zorzato e conosco, è persona sicuramente rispettabile e anche competente, però credo che la sua analisi sulla questione delle banche nel Veneto, le due banche in particolare e quelle che sta avvenendo, sia un'analisi, se mi consenti, molto superficiale. Se ci sono dei peccati, e ci sono, perché l'abbiamo già capito, sono peccati veniali degli amministratori delle Veneto Banca e di Popolare Vicenza. Ma ci sono altri due profili sui quali noi dobbiamo puntare l'attenzione, perché se dimentichiamo quelli non ne andiamo fuori. Il miliardo di buco che hanno fatto i due profili. veniale. No, calma, che c'è la conseguenza, che fare banca vuol dire fare credito, e il credito, la parola credito deriva da credere, e quando tu fai crollare la fiducia, e ci sono tanti modi, qua abbiamo anche dei comunicatori esperti, quando tu fai crollare la fiducia, fai crollare la banca. È un mondo estremamente delicato e sensibile, perché quando tu non hai più la fiducia non c'è più la banca. Allora è semplice mettere in difficoltà la banca. Due sono i livelli sui quali vi è il peccato mortale, il vizio, diciamo, dal quale parte tutta la vicenda e sulla quale io mi auguro, anche come operatore del diritto, che le procure della Repubblica aprano un'indagine. L'uno è quello dell'autorità delle autorità di controllo. Mi si deve dire in qualche modo perché fino all'anno scorso Banca d'Italia, che ci ha messo il naso, le mani, ispettori, controlli su Banca Popolare Vicenza e su Veneto Banca, non ha mai detto che c'era qualcosa che non andava. Un anno e mezzo fa andavano bene queste banche, gli andava bene a tutti quanti. La stessa cosa per Popolare Vicenza. Banca d'Italia, l'altra è la Consob, che ha non banali ruoli di controllo. Qui c'è il peccato, il vizio, il momento che va indagato e accertato. E l'altro aspetto, l'altro corno del problema, che su peccati mortali e non veniali, usando un linguaggio diciamo curiale, è quello della politica. L'ha detto, e io sono buon amico di Giovanni Schiavon, poi ha concluso nell'assemblea di Veneto Banca per votare il sì, perché probabilmente condizionato, perché un uomo di sapienza e saggezza ha pensato che il sì fosse il male minore. Ma il giudizio impietoso che lui ha dato, l'ha dato alla politica, e ha perfettamente ragione. Come si può intervenire in quel modo su un tema così delicato, rompendo l'asse di fiducia che c'è tra gli azionisti, i correntisti e la banca, che pur aveva amministratori con dei peccati veniali, ma non tale da distruggere tutta la struttura bancaria? Che cosa hanno fatto la politica? Come si fa a intervenire, a obbedire servilmente in modo passivo alla BCE, che dice in tot tempo devi intervenire a portare queste banche a diventare delle società di capitali, quindi passare dal voto capitario pro capite al voto pro quota in tempi brevissimi? Oppure, attenzione, che questo ti consente di leggere il problema, di ridurre il loro attivo entro gli 8 miliardi. Una banca come Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca operano, mi pare, con un attivo intorno ai 40-50 miliardi. Ridurle sotto gli 8 miliardi vuol dire renderle irrilevanti, prive di una qualsiasi capacità di fare credito, quindi sostanzialmente dire vabbè, uscita dal mercato. Semmai si doveva vedere il governo impegnato, come lo fa per altre cose meno importanti, a dire rinegoziamo con la BCE o un livello più alto di attivo per farle diventare, o soprattutto tempi più lunghi. E giustamente Giovanni Schiavon, di cui condivido il giudizio che ho sentito registrato all'assemblea di Veneto Banca, parlava di una inadeguatezza della politica, e là c'era anche l'anno scorso l'amministrazione a cui appartenevi te, Zaia, che era in prima fila oltre che anche come socio. Che cosa hanno fatto per intervenire presso il governo? Nulla. Hanno lasciato azionisti, obbligazionisti, titolari di conto corrente in balia di un'azione di devastazione che ha fatto l'autorità politica. Questo è il punto. Hanno mandato i lupi dentro il gregge. Io voglio vedere come va a finire il gregge. Questa è la realtà. E noi abbiamo poi in assemblea il 97% che vota sì. Vota sì perché spera di avere il male minore. In realtà la devastazione è, ripeto, sugli organi di controllo, direttore, peccato gravissimo. Io spero che le procure della Repubblica aprano quanto prima delle indagini e mettano tra gli indagati, chi deve essere messo tra gli indagati, gli organi di controllo, Banca d'Italia e Consob. Poi i peccati minori, cosa sì, ci sono. Dà fastidio che un amministratore delegato o un presidente guadagni 700-800 mila euro, 1 milione di euro, certo che dà fastidio, soprattutto in questi tempi, però voglio dire, bisogna saper guardare la realtà nella sua complessità. Politica e organi di controllo sono mancati totalmente.